Oggi realizzeremo un piatto tipico della Campania, la pasta con patate e provola, quindi rimanete con me che iniziamo subito. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere quello che ci occorrerà per realizzare questo delizioso piatto campano. Per realizzare la nostra pasta, patate e provola ci occorreranno un trito di sedano, carote e cipolle, 200 g di provola affumicata, 150 g di pancetta, 5 patate medie, un po' di basilico, parmigiano quanto basta, sale e pepe quanto basta e un po' di olio extravergine di oliva. Allora, come prima cosa andiamo a preparare il brodo vegetale. Quindi prendiamo una carota, una cipolla e del sedano e lo andiamo a tagliare a pezzettini e lo mettiamo in una pentola con dell'acqua salata. Li tagliamo così in modo grossolano, tanto servono solo per fare il brodo. E adesso mettiamo la nostra pentola sul fuoco. E adesso andiamo a sbucciare e a tagliare 5 patate medie, cercando di tagliarle a dadini abbastanza piccoli e più o meno della stessa dimensione, così avranno tutti lo stesso tempo di cottura. Ah, e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso. A voi non costa nulla, a me aiuta tanto. E mi raccomando di lasciare un like al video. E se volete, condividetelo pure con i vostri amici. Le patate le andremo a tagliare a dadini circa così, di questa dimensione. Così cuoceranno anche prima. Ora che anche le patate sono state tagliate, ci trasferiremo ai fornelli. Allora, come prima cosa andiamo a mettere in una pentola dell'olio extravergine di oliva. Dopodiché andiamo ad aggiungere il trito di carote, sedano e cipolla. E facciamo soffriggere. Mi raccomando, sedano, carote e cipolla devono essere tagliati molto piccoli, in modo che nella cottura si sciolgano e danno più sapore al nostro piatto. Dopodiché possiamo aggiungere anche la pancetta. La facciamo rosolare finché non diventi dorata. A questo punto aggiungiamo anche le patate. E con le patate aggiungiamo anche 3 mestoli di brodo vegetale. E lasciamo cuocere. Man mano che le patate assorbiranno i liquidi, aggiungeremo altro brodo vegetale. E a questo punto aggiungiamo anche qualche foglia di basilico, che darà freschezza al piatto. E lasciamo cuocere. Una volta che le patate si saranno cotte, possiamo aggiungere la pasta. Mescoliamo e aggiungiamo un po' di brodo a poco fino al termine della cottura. Una volta che la pasta si sarà cotta, spegniamo i fornelli e aggiungiamo
la provola affumicata e il parmigiano. Mescoliamo, dopodiché possiamo impiattare. E la nostra pasta con patate e provola è pronta per essere gustata. E anche questo è pronto e servito. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, mi raccomando, ricordati di lasciarmi un like e prendi in considerazione l'idea di iscriverti al canale per non perderti le altre mie ricette. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!